Qual è lo stato di salute attualmente dei vigili del fuoco in Sicilia? In questo 2021 siamo qui ancora a denunciare la carenza di organico nel nucleo sommozzatori di Catania, un nucleo che copre mezza Sicilia fino ad arrivare alle coste della Campania. L'altra sera, per un soccorso persone, un'auto in panne nell'oasi del Simeto, sono stati richiamati in servizio i sommozzatori di Catania e solo il caso ha scongiurato la tragedia. Per quanto riguarda il nucleo nautico, da anni sono bloccati i passaggi di qualifica, cioè personale con 24-25 anni di servizio si trova in un limbo perché non ha più possibilità di crescita professionale. Quella crescita professionale che abbiamo denunciato a vari livelli, inviando una missiva dettagliata sul danno economico professionale che in Sicilia subiscono tantissimi comandi per la mancata formazione e per la carenza di organico. Come organizzazione sindacale USB Vigili del Fuoco non ci fermeremo fin quando non avremo quella certezza che in Sicilia arrivino le unità per poter garantire a tutti un'equa crescita professionale. Noi siamo stanchi di denunciare sempre queste questioni, abbiamo scritto alla procura, abbiamo scritto alle prefetture, pertanto non ci fermeremo e intraprenderemo anche azioni legali qualora non ci dovessero rispondere.